praticamente, le hai viste le larvette che sono sulla tavola? Sì. Sono quelle che, bene, queste sono. Da qui nascono i vermetti. Hai visto? Piccole larve e mo non di botto noi. Le vedi, queste qui. Queste nere. È come un processo di decomposizione. Sì. Questa è una crema. Daniele, sei anche molto conosciuto perché con Chef Rubio da poco in un programma che si chiama Uno sporco lavoro hai interpretato, ma tu lo sei, la parte del pastore, La parte del pastore, sì. È venuto Chef Rubio per fare uno sporco lavoro in azienda. È una giornata intera per vedere come si lavora in campagna. Ha spalato la merda, si dice. L'hai trattato malissimo, insomma. Vabbè, se non lo tratti male non impara. Questo è su Gasu Marzu. Casu Mrazzu. Mrazzu, così? Sì, Casu Mrazzu. Formaggio con i vermi. Il famoso formaggio con i vermi. È buonissimo, si racconta, ma non tutti possono mangiarlo. Tutti, sì, lo possono mangiare tutti. È un po' piccante, è molto piccante. Però lo possono mangiare tutti, non è vero che è tossico, è la cosa più buona che ci sia. Qui abbiamo delle mosche che in questo caso sono le mosche che depongono... Sono le mosche che non è proprio una mosca, è una mosca piccolissima che depone le uova alla quale nascono i vermetti. Loro frantumano la forma, vedi come saltano? Guarda. Loro frantumano la forma e danno un gusto piccante al formaggio. Praticamente sì, a fare l'assaggio, ma non è che questi vermi nella mia pancia poi... Nella digestione mangiano, no, tranquillo, muoiono con i succhi gastrici. Bene, lo spattiamo quindi in un luogo comune. Sì, no, non succede niente. È da 1000 anni che mangiano questo formaggio. Non si dice che tra i pastori però c'è chi ancora oggi realizza su Gasu Mrazzu così come mi dicevi tu, ma è vero anche questo è proibito oppure sì, no? Dicono che è proibito, però noi lo facciamo lo stesso. Dicono che è proibito, ma è la cosa più buona che ci sia. Grazie, tanti auguroni. Prego. Anche a te. Altrettanto.